La riapertura condizionata dai dati, materne ed elementari su base volontaria, ancora chiusi i licei, stop al campionato di calcio, il corrispondente Alessandro Cassieri. Riapertura sì, forse e comunque con la massima cautela. Il Parlamento ha votato ieri a larga maggioranza il piano del governo presentato dal premier Édouard Philippe per passare alla fase 2 a partire dall'11 maggio, ma con molti paletti. La riapertura di scuole, negozi, cantieri, attività produttive avverrà con gradualità e non ovunque. Entro la settimana l'intero paese verrà diviso tra regioni verdi e rosse. Solo in quelle verdi, dove il numero dei contagi sarà sotto i livelli di guardia e il sistema ospedaliero non a rischio di saturazione, le riaperture potranno avvenire. Altrove no. Ma intanto il preannunciato rientro a scuola anche dei liceali viene rimandato a giugno, troppo rischioso, secondo il comitato scientifico. Dall'11 potranno tornare a scuola su base volontaria e a giorni alterni per non affollare le classi solo i bambini degli asili e delle primarie, opzione che solo una famiglia su 3 è al momento interessata a utilizzare. Prevale nell'opinione pubblica la paura, anche di fronte agli effetti micidiali dell'epidemia sull'economia francese. Rilanciare il paese senza rilanciare la diffusione del contagio è il sentiero stretto su cui si muovono Macron e il suo governo, pronti a ribloccare tutto appena la curva dei contagi dovesse risalire.